La Polizia di Stato, al termine di un'articolata indagine condotta dalla squadra mobile di Udine e coordinata dalla Procura della Repubblica, ha arrestato 7 cittadine georgiane e denunciato in stato di libertà altre 22, tutte impiegate nel settore dell'assistenza domiciliare. L'operazione fa seguito a un'indagine analoga svolta lo scorso gennaio che aveva già fatto emergere un sistema di falsificazione documentale finalizzato a ottenere illecitamente l'accesso al mercato del lavoro e ai servizi italiani. Tutto è partito dalla segnalazione di un responsabile di una cooperativa di badanti con sede a Udine, insospettito dalla nazionalità di alcune lavoratrici, ha consegnato agli investigatori un elenco di nominativi. Gli accertamenti hanno permesso di scoprire che le donne, tutte di origine georgiana e di età compresa tra i 24 e i 66 anni, si erano dichiarate cittadine comunitarie, presentando documenti di identità apparentemente rilasciate da paesi come Slovacchia, Polonia, Bulgaria. Grazie a questi documenti falsi erano riuscite a ottenere un codice fiscale italiano riservato ai cittadini UE e ad accedere regolarmente al lavoro nel settore della cura alla persona, beneficiando di servizi sanitari e fiscali pur non avendone i requisiti. Successivamente molte di loro si erano spostate in altre province italiane, rendendo necessarie perquisizioni su tutto il territorio nazionale. L'operazione infatti ha interessato numerose città. Oltre al Friuli Venezia Giulia sono state coinvolte le province di Bolzano, Milano, Treviso, Macerata, Padova, Roma, Firenze, Napoli, Trento, Prato e Aosta. Durante le perquisizioni gli agenti hanno sequestrato 21 documenti di identità falsi, codici fiscali, attestazioni e contratti di lavoro stipulati utilizzando false generalità. Le 7 donne arrestate si trovavano 3 a Bolzano, poi Udine, Milano, Treviso e Macerata. Le altre 22 sono state denunciate per lo stesso reato. Gli uffici immigrazione stanno ora valutando la posizione di ognuna e in assenza dei requisiti per il soggiorno regolare si procederà con l'espulsione. Le indagini proseguono per identificare i soggetti che hanno fornito i documenti falsi dietro compensi che oscillavano tra i 300 e i 600 euro. Si lavora anche per verificare se lo stesso modus operandi sia stato utilizzato da altri gruppi criminali stranieri per ottenere una presenza legale sul territorio italiano, magari finalizzata alla commissione di ulteriori reati.